salvia, basilico, prezzemolo. Radicchio non si tocca. Stanno mettendo in salvo le uova. Gli è arrivato sopra un ciclopico spuaccio. Ecco, guarda. Ava avetta dologhetto il basaveio. Ava se te me becchi te lo incatteio. Mi fate risentire invece quella del primo atto, quella che apre l'atto. Non aspettatevi capolavori da questo viaggio. A secco. Questo è un quaderno teatrale. Sono lavori in corso. Incominciano adesso, finiranno a settembre. Prove. Io alle prove mi sento come il vino nell'imbuto, sì. Il vino, no, all'inizio gira tondo, lento, e così anch'io. Nella parte iniziale delle prove posso fermarmi, bighellonare, guardare il cielo, chiacchierare, fermarmi, tornare indietro. Poi il tempo passa, si accelera, si scende nell'imbuto. Come il vino che comincia a girare, si balla, si corre, si balla, si corre, si mangia ancora, si dorme poco. Gli ultimi giorni, quando imbocchi il collo dell'imbuto, non vedi più fuori. L'unico modo che hai per uscire è passare da sotto, dalla fine, come il vino, dal collo dell'imbuto e uscire. E ogni volta mi dico, basta. L'ultima volta che fai così, la prossima volta ti prendi più tempo e poi non va mai così. Quest'estate di spettacoli se ne preparano addirittura 2 insieme. E come si fa? Che ne so. Uno dei 2 c'è già, il milione, ma bisogna riadattarlo per la diretta TV dall'Arsenale. L'altro proprio non c'è. Sì, bisogna scriverlo, provarlo, inventarselo. Il titolo c'è, si chiamerà L'orto. Io sono questo che sfoglia appunti, seduto sul mattone. Ma da dove sei? Da dove ti sei? Da dove ti sei? Ti sei da dove? Da dove sei che vieni? Lu, dandole che vieni lu? Ciò. Da dove ti sei, ciò? Dandole che vieni? Treviso. Ah, pareva. Ma Treviso? Sono nato a Belluno. Ah, mi pareva. Ma Belluno, come il dialetto, è una targa che non finisce con la sigla della provincia. San Gervasio e Prottasio. Ah, me parea mi cosa. Te parea cosa. Come gli animali si annusano per riconoscersi, così i veneti si tastano la lingua per trovare il gancio fra di loro. La gens, ni altri, nuantri, nantri, naltri, nu è imperialismo veneziano. Guarda, a parte il nu, non c'è un'altra parola che ti capisce meglio, ti fa capire meglio come qua. Da noi, per dire proprio noi, si dice altri. Valtri, eori, iori, lori, mi, ti, iu. Iu è l'anello di congiunzione tra dialetto e inglese. Where are you come from, ciò? London. Ma London? Campagne. Chiamatemi campagne e basta. Una volta qua era tutta campagna. Io non sono il primo, ma quasi, della mia razza che si
si è messo in viaggio. Prima di me erano tutti contadini, campagne. Stavano sul suo. Qualcuno era emigrato, ma non era tornato a casa a raccontarlo. L'unico uomo di mondo, mio nonno, era andato in Africa, dal Negus a Addis Abeba all'estero. Per noi in famiglia l'estero, l'altrove, coincidevano con Addis Abeba. Per il resto tradizioni di viaggio scarse, la guerra o il viaggio di nozze. E da là tornavano indietro con una gondola in plastica del Settecento e 50 cavallini di Murano tutti imbizzarriti che me li ricordo a pascolare sul centrino in mezzo al tavolo del tinello. Poi me li ricordo a pascolare più vicino al bordo del tavolo e non escludo di essere stato io a incoraggiarli ad andare a mangiare da quella parte. Era pericoloso, infatti dopo un po' di tempo qualcuno dei più audaci cominciava a perdere una gamba, restava uno spuntone vero per davanti, poi perdeva anche l'altro. Me li ricordo in Zenoccia sugli spuntoni avanti con la coda che imbizzarriva per conto suo da Drio. Gli unici interi, quelli accovacciati, quelli hanno durati più. Gli ultimi me li ricordo sul presepio. Avevamo una stalla con un bue, un asinello e 7 cavallini di Murano. Gesù bambino fa, e mi? Strenzete. Il resto della mandria non c'era pietà, un animale ferito, via. Coasse. Monnezza, monnezza. Portavano a casa un'idea della città, i cavallini, la gondola, e un'idea della città completamente diversa da quella dei suoi abitanti. La parola più gentile che gli sentivi usare per chiamarli era sporchi, o un affettuoso singari, o un lapidario veneziani. Di campagne di qua dell'acqua ormai, non ce n'è più. Dobbiamo stare qua. Chiampo. Devi girare delle zone artigianali, sì, e portare via in ripresa la fotografia di quelle sequenze di cartelli che indicano le ditte. Ci interessano in questa zona qui. Potresti uscire a Montecchio Maggiore sull'autostrada dopo Vicenza. Questa è Due Ville. Questa è Montecchio. E fuori Montecchio punti decisamente su Arzignano, Chiampo. Ogni lavoro che facciamo in teatro parte fuori da un lavoro d'inchiesta che si fa parallelamente a quello dei testi, a quello delle musiche. Abbiamo una piccola redazione che si sposta, va in giro a raccogliere storie, geografie, spunti, interviste, materiali, insomma. Abbiamo chiamato Bestiario Veneto questa specie di raccolta da cui nascono gli spettacoli. L'orto è il secondo che facciamo di questo tipo. Vogliamo occuparci stavolta, quest'estate, del mondo descritto da Luigi Meneghello nei suoi libri. Vogliamo vedere com'è diventato. Oh, ma quanto parlo! Che laguna! Vuota! Siamo senza acqua! Allora, siamo a Casa Tuzzato, siamo nel comune di Mira, in provincia di Venezia, al limite della laguna che sta dalla parte di là, fuori dalle altre finestre. Invece questo è un terreno di barene, lì dietro, di valli da pesca, e una tenuta agricola come questa. Questa è un'aia selciata, sotto l'erba è selciata con le pietre. L'erba sarà falciata e qui faremo i primi studi, le prime prove con il pubblico dell'orto, lo spettacolo che stiamo preparando per il Teatro Olimpico di Vicenza.
Oggi è il 18 luglio, lo spettacolo olimpico sarà il 18 settembre, però le nostre prove sono concentrate in questo periodo perché durante il mese di agosto e l'inizio di settembre staremo lavorando all'Arsenale di Venezia per la diretta del Milione. Questo dietro di noi è un granaio dove faremo le prove. Questa è la sala prove. In questa parte ci saranno i musicisti e ci saranno le musiche. E qua giù in fondo invece, tiriamo una tenda e mettiamo il tavolo della drammaturgia, il frigorifero, la macchina del caffè e cerchiamo di stare qua senza doverci più spostare dalla mattina alla sera. Naturalmente siamo così vicini alla laguna che il problema fondamentale della qualità delle prove saranno le zanzare. Allora abbiamo cercato di mettere zanzariere dappertutto e fare una disinfestazione che in teoria oggi abbiamo finito e speriamo che da lunedì, quando iniziamo a venire qua, le zanzare restino fuori dalla rete a guardarci. Se facciamo lo spettacolo fuori, però le zanzare non potremo metterle dentro, quindi il problema ce l'avremo di nuovo, vedremo come lo risolviamo. Magari le convinciamo a entrare e noi stiamo fuori. Ti metti in pausa? Un'altra ripresa interna? Ma no, questa O vuoi fare fuori? Allora, fuori, dai. E allora chiudiamo tutti i balconi e scendiamo intanto. No, non sembra, ma ero abbastanza preoccupato. Il posto era bello, ma che caldo. Questa è stata l'estate più calda del secolo. Il posto lo avevamo visto a maggio, a luglio era chiaro che ci eravamo sbagliati. Ma ormai, alla mattina provavamo il Milione per la diretta TV, al pomeriggio l'orto. C'erano pomeriggi interi in cui si tirava avanti senza combinare niente. Troppo caldo. Almeno il testo del Milione c'era già, si trattava di tagliarlo un po', mettere a posto le musiche. Sì, c'erano da risolvere problemi di allestimento come costruire un teatro galleggiante, poi in un luogo storico pieno di vincoli ambientali, come risolvere il problema di far arrivare il pubblico su barche a remi, a motore, come garantire la sicurezza a tutti. Il testo dell'orto invece non c'era ancora e bisognava farlo, scriverlo, montarlo, provarlo, poi rifarlo ancora, ma era luglio e settembre sembrava ancora lontano. Ero abbastanza preoccupato, ma non tanto. Tutti sti ritagli? Tutti sti ritagli. Non No, dimmi l'inizio. Sul cantone di destra la mura sbagliata fa una sella da cui si osserva la grande campagna. Anzi, in Krishna, che paesaggio pittorico, che brutto karma, che brutto karma. Cucù. Manca una? Ma siamo all'inizio. Ma mi piace a me così. Cioè che voi usate il computer e io uso i ritagli. Ah! Sto qua o vieni là? Come vuoi? Questi sono per trovare il personaggio di Marco. Questi sono più salgariani. Niente camicia, c'erano due maglie sovrapposte, dei pantaloni molto vecchi di cotone che ho già in casa. Vestiti usati, scarpe usate. Ovviamente tutto questo, la domanda è il vestito di chi? Chi sei? Chi sono? Sono il coro. Chi sei? Il coro. Il coro. Era sale, secco, zolfo, se fa nero dalla parte del giardino. Al tempo ruda, qualche torro e alzò per la montagna il muro così come una pista, fra le piere alte. Poi se leva un gran vento, i toni scorla i venti, e saette strizza il ciel par trenta, par scavazza. Coi tuoni, i
I primi scrosci della pioggia mi sono sentito di nuovo a casa, erano rotoli, onde che finiva in uno sbuffo, rumori noti, cose del paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato, vivido, forse perché le distanze sono piccole e fisse, come in un teatro. Era sale, secco. L'orto è composto da una serie di teatrini per raccontare come è cambiato il paesaggio. Attraverso i libri di Beneghello posso costruire anche una memoria collettiva, è come se ci fossi stato. Non c'è una storia e non ci sono personaggi fissi. Io in scena, appunto, l'ho detto, sono il coro. Allora seguo un filo di associazioni che partono dalla prima metà del secolo, attraversano la guerra, il dopoguerra e arrivano al giorno stesso in cui si racconta. È un teatro senza unità di tempo, di luogo, di azione, ma non è ancora uno spettacolo da portare in giro per l'Italia. Ha bisogno di decantare, forse ha bisogno di una mescola linguistica più comprensibile, ma per fare tutto questo ci vuole tempo. Forse si potrebbe fare anche più in fretta, ma a che scopo? Libera nos amanuamen. Liberaci, Signore, dalle perigliose cadute nei luamari, così frequenti per i tuoi figlioli. Liberaci da ciò che è così spiacevoli. Liberaci da ciò che il luame significa, i negri spruzzi della morte, la bocca del leone, il profondo lago. Libera nos amanuamen. Io intercalo di più. Liberaci dalla morte ingrata. Liberaci dalla morte ingrata, del gatto nel sacco che sbatte sul muro, del cane da caccia a cui fuoriesce dalla pancia, la pallottola o il pallino, cos'è? La sfera d'acciaio arroventata, così impari ad aver paura del fucile. Libera nos amanuame dal coniglio muto, dal topo di chiavica che stride tra il muro e il portone, nel feroce trambusto dei rastrellatori. Libera nos amanuame, liberaci, Signore, Dalla sudicia porta dell'inferno. dalla sudicia porta dell'inferno. Hai saltato il maiale svenato che urla in cima al cortile. One more time. Sì. Pareva così appropriata come preghiera. Signore, libera nostra manuale, liberaci dalle pericolose cadute nei luamari, così frequenti per i tuoi figliuoli, così spiacevoli. Libera nostra manuale, Signore, liberaci da ciò che il luame significa, i negri spruzzi della morte, la bocca del leone, il profondo lago. Libera nos amanuamen, liberaci dalla morte ingrata, del gatto nel sacco che sbatte sul muro, del cane da caccia in piazzola a cui fuoriesce dalla pancia una pallottola arroventata, così impari ad aver paura del fucile, del coniglio muto, del maiale svenato, del topo di chiavica che stride tra il muro e il portone nel feroce trambusto dei rastrellatori. Libera nos amanuamen, liberaci dalla sudicia porta dell'inferno. Il letame o il luamaro? Il luame significa. Ah, da ciò che il luame significa, i negri spruzzi della morte, la bocca di leone e il profondo lago. Libera nos amanuamen. No, non ho l'associazione. Qui per me deve rientrare la chitarra, perché qui dopo Scavazza Meneghello si sentiva il carattere litigioso di Dio, cioè io ho bisogno della melodia. E allora torniamo dai come prima, senza problemi. Sì, da Era sale secco fino a Ciel per Dreta e per Scavazza, quelle righe là in mezzo, che sono versi, e tutto questo può essere rumori. Poi invece vedete dove ci sono le prose, che sono le righe più lunghe, io lì ho bisogno di ritornare nella cosa. Però se questa deve andare insieme al rumore o no, questo lo possiamo decidere. Sì, dai. Però è chiarissimo, si può già evidenziare con la matita dove sono gli attacchi della chitarra.
Le poesie sono quando si va a capo prima della fine della riga. Non è che me ne intenda molto, però c'entra la musica. A guardarle sulla pagina è una cosa, e poi se le ascolto... In pena primavera, con quel mondo se in pena primavera, con quel mondo se ne pop c'è del ricco paltan l'omeneto sotto di baluni e fa un finfolo de fischiola oltre il cao e di noi me mi viene decorsa dalla zona delle balete de marmo e le piraterie de primavera che il mondo se n'ammaraveglia de poggi e quel balendo del vecchio di baluni il fischia un finfolo de fischiola oltre il cao e la rina e la isetta le vimanti ballando da scalone salta la corda e zep primavera e il sotto di baluni no sotto è il sotto di baluni è il sotto l'uomo sotto cazzo non sotto è il sotto di baluni è il sotto come ti sei? Sotto è il sotto di baluni col piede cabra il fiscia la otra in cao un finfolo de fiscio Primo settembre, roba da matti, siamo indietro con tutto. Non proprio col milione, ma con l'orto. Abbiamo mollato le prove in agosto che non abbiamo finito, non siamo riusciti a finire. Mo siamo in pausa, affrontiamo il milione, da domani siamo a Venezia, all'Arsenale, e gli altri sono già lì a lavorare, noi siamo ancora qui in teatro a Mira, finire un po' di prove musicali con Saverio che sta dando una consulenza alle musiche. Da domani mattina siamo in Arsenale. Mentre provo il milione sul palco, si riorganizza il testo per l'orto. Finalmente sono proprio preoccupato. Si apre, si apre, si apre, si apre, si apre, si apre! Francesco, hai recuperato 4 novembre 66? Me lo dai?
Ok, sai, Francesco, che è bellissimo sto testo. Ma siamo su un palco di teatro, ragazzi, non si fa mica... Vai. Che laguna? Vuota. Siamo senza acqua. Certo che lo voglio il gong. No. Allora, dopo un po' ti abitui. Dico senza acqua. È un miraggio. Un'oasi di chiese, case e palazzi circondati a fango e sabbia. E basterebbe sfaltare il fondo della laguna, si fa un parcheggio. Una cazzata? Ma va. Sembra ieri, volevano fare la monorotaia coi piloni a 30 metri sospesi sulla laguna e quell'autostrada che doveva passare dietro la Giudecca e biforcarsi metà verso il Lido con bretella per Burano e terraferma e quella dell'Expo Universale del 2000. Nuvole colorate e artificiali vaporizzate in cielo, musica ambient del Settecento in tutta la laguna. Qualsiasi idea, anche la più stupida, nel nome di Venezia, ha successo. La leggo. Lo leggi? Perché così provo a sentire com'è, perché è un po' strano, sono anche preoccupato, non so se la posso mettere in uno spettacolo, una cosa così. Perché mi riguarda quel che succede a Venezia? Non sono mica veneziano, Sambo. Pensa se affondasse stasera, però, che spettacolo. Con tutta la mostra del cinema in corso, che film, altro che Titanic. La città insulare che sprofonda in diretta. Ma ti dici che sprofonda? Ma secondo me non più delle altre. È che qua si vede di più per via delle pietre, ma le città sono gli uomini, non le pietre. Se ti riremi in barca, se le lasci andare, affondano una dopo l'altra, come i boschi bruciati ogni estate, come i paesaggi devastati, persi. Ho ricevuto una lettera da una seria università americana che farà un convegno sui nostri disastri. Sono un po' preoccupati per noi, ma anche stupiti. Stupiti, dice più o meno così la lettera. Ognuno dei paesi della nuova Unione Europea ha avuto qualche problema come terremoti, fuoco, guerre, alluvioni, terrorismo, ma nessuno in questo secolo ha messo insieme un numero così incredibile di sfighe come voi. Terremoti di Messina, Bellice, Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, alluvioni di Polesine, Firenze e ovunque c'è un fiume o anche no. Il fango di Sarno, le acque del Vajont, le bombe di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bologna, Italicus, il missile di Ustica, le stragi di mafia e terroristi. Con questo territorio impossibile che frana, brucia, affonda, trema, con questo stato, come avete fatto a restare vivi? E io penso a una famiglia segnata dai lutti, dalle perdite, che a volte per sopravvivere ha una gran voglia di rimuovere, di dimenticare. Siamo vivi ma l'abbiamo pagata, con la perdita della memoria collettiva. Dimenticare anche uno di quei nomi, di quelle storie, delle parti di questo tutto è una gran fregatura. A pensarci ne abbiamo passate delle belle. No che non sono contento, però un po' sì, perché abbiamo retto e qua gli americani si stupiscono. Sì, come avete fatto a restare vivi? D'accordo, parecchi hanno perso la memoria, ma ci sono dei testardi che cercano di sapere com'è andata ognuna di quelle storie, ci sono degli ostinati che continuano a pensare che le cose di questo paese li riguardano personalmente, direttamente, per scelta. Perché? Ecco perché, evidentemente, a tutti quelli che sono arrivati fin qua stasera interessa quello che succede a Venezia, perché succede a noi. Mamma mia.
Volevo fare uno spettacolo d'evasione, volevo fare una cosa che fosse un alleggerimento, stavo facendo Vaillant ed ero stanco di raccontare tutte le sere quella storia che mi lasciava un po' oppresso. Volevo fare una cosa per volare, un viaggio, d'evasione pura, e mi è venuto in mente Marco Polo. Poi mi sono accorto che io non riesco a raccontare le cose che non ho fatto. Ho provato ad andare dietro a Marco Polo sui libri, ma io in Cina poi non ci sono andato, e neanche in Asia. Non sono proprio un gran viaggiatore. E pian piano è venuta fuori Venezia, la città di Marco. All'inizio dai libri, però Venezia era qui, vicino a casa mia. Così ho cominciato a fare dei viaggi, a girare col registratore acceso, in tasca, e il microfono qui. Io con le orecchie sentivo una cosa, il microfono ne sentiva delle altre, a raccogliere voci, a fare dei viaggi. Mi sono fatto assumere come facchino da un conduttore di mototop per andare in giro a vedere come funziona questa città. Ho girato sui vaporetti, ho girato a piedi, in mezzo ai turisti, agli abusivi, alle cose. Ho messo insieme una specie di reportage di viaggio, non più on the road, on the boat, in barca, perché è così che bisognava vedere questa città. E in questo modo pian piano è venuto fuori il milione, a pezzi, mettendo insieme un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo, cioè mettendo insieme cose che riguardano la storia della città, il passato, Marco Polo, l'Asia, e questa qui, questa piccola città isola che è sicuramente Occidente, ma è sempre stata considerata la porta dell'Oriente. E mi sono trovato tra le mani una città che, a dispetto di tutte le cose, di tutte le morti dichiarate, mantiene una vita sua, che sfugge a quel criterio di omologazione che rende tutte le città apparentemente simili, uguali una all'altra. Ecco, a partire da questo ho costruito questo racconto, immaginandolo come un viaggio su una mappa, su una carta, ma come un viaggio di quelli di Marco Polo, dove all'inizio uno non sa di fare, non fa niente di speciale, fa quello che fanno tutti. Tutti possono venire e fare. Quello che lo rende diverso è provare a raccontarlo, perché per raccontarlo bisogna stringere il campo. Ist hier bei der Markus plus Straffer ja nicht mehr, dann haben wir ja nicht. Scusi signore. One picture. Comunque un dubbio sull'inserire quella del 4 novembre, quello è l'unico dubbio che ho. L'immagine dici? No, la scena, la sequenza del 4 novembre. Cioè,
Sono convinto. Prima acqua alta alle 10 di sera all'uscita da teatro. Oh! Acqua alta. Cosa ti fa? Niente, ti spetti, tutta la notte a teatro. Mattina dopo alle 6 doveva ritirarsi. Niente. Porco. Mezzogiorno nuova ondata di marea, più alta della prima. Salta telefoni, luce, gas. Un caldo sciroccale, era novembre. Barche, raminghe per campi, per cali, in mezzo a fondà, gente isolata sui ponti, là in giro. Cosa fa? Ti spetti. Ti spetti le 6, il cambio di marea. Calata la notte precoce, era novembre. Rotto ogni rapporto con il mondo che non fossero i transistor. Sotto la piova di scirocco s'aspettava il cambio di marea. Proprio le 6. Momento che l'acqua doveva cominciare a calare. Riprese a salire. Cos'è successo? 3 maree. 6 ore cala, 6 ore cresce. Cos'è successo? I murazzi. E chi lo sapeva? La diga in pietra d'Istria rotta in breccia dalla mareggiata. I lidi, le lingue di sabbia tra il mare e la laguna scomparse. Sant'Erasmo davanti alle bocche di porto dispersa sott'onde alte fin 4 metri. Il campanile di Murano in fondo alla laguna galleggiava in prima fila davanti alla mareggiata. San Pietro in volta, Pellestrina, 2 paesi caricà sui motopesca mentre le case affondava una a una. Alla Giudecca la sensazione che il mare sbattesse per entrare in casa. Le 8, le 9 di sera, quando nessuno più se l'aspettava, gira il vento e l'acqua cala, rapida a cascata. Resta un segno nero sul muro di nafta, gasolio, di merci avariate, di barche distrutte e una rabbia in corpo. Una rabbia. Acqua così. Mai successo. Impressionante. Le idee su questa città, no? Le autostrade, le cose, fino al sogno di Expo Venezia 2000. Queste cose vanno messe. Mose. Entrare nella polemica o non entrare nella polemica. Dall'alto sparavano migranti e bestemmie giudecchine. Ecologisti de sto cazzo! Vergognere! A te lavorare! Con non sottofare! Noi senza amori. Ci basta galleggiare. Ci basta un po' d'acqua. E noi si galleggia di nuovo. Sambo, ma dove diavolo stiamo andando? Sambo! 7 fiumi, buttava l'acqua qua dentro, perghemi, canali, tomboli, dune, barene, lagune. 6 ore cala l'acqua dolce dei fiumi,
Signore cresce l'acqua salsa del mar per tomboli, dune, barene, lagune fino ai fiumi. Signore cala, Signore cresce. Signore cala, Signore cresce da sempre, ma mai uguale, cambia. Il vento, scirocco, vento caldo, monta l'acqua, la luna, tramontana, in riva, in secca. Torna indietro sulla panoramica della 6. Mi fa salire dopo in qualche maniera che sanno loro, no? E in ogni caso in quel momento lì ti ritrovi... Allora, mi va benissimo i buchi così. Io ho bisogno di una barca in più qua. Però qui metteremo in seconda fila un mototopo piccolo, basso, alto come queste, però una barca di 12 metri, pieno solo di ragazzi che senza sedie, in maniera che si stendano sulle tavole. Come un po' questa ragazza che era avanti, che sono un po' così. Allora, se tu lo vuoi in prima fila te lo metto qui vicino alla ragazza. Così... Beh, più in prima fila io posso fare tutte quelle cose a salire. Allora, perché a me non piacciono quelle sedie in plastica. Invece quel sipario d'acqua della laguna, che se ne vada via prima che io dica un solo istante di silenzio a Venezia, cioè lì è meglio, se è scritto fine della sipario d'acqua è meglio anticiparlo di 2 righe. Perché poi continua a sgocciolare per un po', quei rumori e quelle cose sono... Io sono sicuro di riuscire a costruire il silenzio in quel momento con loro, di far respirare il silenzio di 1000 persone è bello. È il 7. Stasera arrivano le barche. Ieri pomeriggio, ieri sera abbiamo fatto le prove. Bisognava sentire fin dove arrivava l'audio. Io parlavo e c'era il bacino vuoto, vedevo la barca con i tecnici fonici che si muovevano laggiù all'orizzonte. Stamattina ho telefonato a degli amici di Venezia e mi hanno detto: ho sentito le prove. E abitano dalla parte opposta della città. Ho la netta sensazione che abbiamo esagerato. Non siamo mica i Pink Floyd, però è chiaro che tutto quello che tu fai in un posto così, in una città così, non si contiene nello spazio, il suono viaggia, perché questa città in fondo è piccola. Alle mie spalle ci sono i camini di una nave da crociera e mi ricordo l'anno scorso, una sera che stavo tornando a remi dalla laguna alla città e si vedeva una grande nave da crociera che usciva, alta come il campanile di San Marco. E davvero tutta la misura dei posti, dei palazzi, tutta la misura della città davanti a quel mostro scompariva. Da stasera il Milione diventa lo spettacolo in barca dall'Arsenale. Buonasera a tutti. Ciao. Seigneur Empereur, Duc, Marquois, et tous les rois du monde, écoutez, écoutez les merveilles du monde, comme vous les va raconter Monsieur Marco Polo. Campagne, chiamatemi campagne. Steppe che si stendeva da Marghera fino in Cina. Attraversare le steppe, dominare l'Asia era stato il sogno di Alessandro Magno. Sul muro nord della Basilica di San Marco, nei bassorilievi, c'è la storia di Alessandro Magno. Anche Marco Polo da bambino guardava e sognava di diventare Alessandro. Io sogno di Marco, di Alessandro
e delle steppe disseminate di aree funebri dei cumani e di tartari, nomadi, che gira le steppe di anno in anno compiendo un cerchio lungo la linea dei pozzi. Ogni tribù ha grandi mandrie. Non sono gli uomini a pungolare il bestiame cammina e gli uomini lo seguono. Io attraversavo le steppe in senso rettilineo con le grandi carovaniere e trovavo frequenti macchie di falò, ossa secche di cavallo, di cammello, due movimenti che si incrociavano, quello circolare delle tribù, quello rettilineo delle carovaniere. Ma quando una tribù prendeva il sopravvento sulle altre, le riusciva di radunare le altre mandrie, si formava l'orda che si abbatte sulle steppe come un colpo di falce su tutto quello che aveva l'aria distanziale. A una le città cadeva sotto il cerchio dell'orda. I nomadi non sopporta niente di ciò che ha l'aria distanziale. Cadevano le città, i fondaci, i caravanserragli. Enorme era il caravanserraglio di Pavia, cresciuto intorno alla Certosa, all'incrocio delle vie tra Po e Ticino, Oriente e Occidente. Grande come le fiere di Ferrara, come Bisanzio. Anche Bisanzio a ferro e fuoco, anche Ferrara, anche Pavia. A una in terraferma le città cadeva sotto l'orda. Ma perché parla di Pavia adesso? E delle steppe anche. Non doveva parlare di Venezia? Lo so. E allora cosa c'entra i caravanserragli là? Se vede che piace. Non so. Oppure si vede che se tutte le strade del mondo portavano a Roma, come recitano i nostri sussidiari a scuola, metà delle carovaniere del mondo portavano qua, nel caravanserraglio lagunare di barene appena intraviste e subito scelte, di case, campi e ponti. Guarda, mi sono messo una mattina presto lì davanti, ho capito cosa vuol dire. E per la prima volta in vita mia ero orientato anch'io. Ma non è difficile quando ti nasce il sol davanti così. E te ne rendi conto che sei su un'isola, che questo campanile che c'hai non è fatto per essere guardato dal fondo della campagna, ma per guardare più lontano. È un'isola a ponte. Da questa porta entravano, uscivano 2 volte all'anno i convogli mude, diretti da questa città a ogni altra città di questo mare. La navigazione aveva un ciclo stagionale come l'agricoltura. 2 volte all'anno navi di merci, uomini, parole, da qui fino a Zara, Spalato, Dubrovnik o Ragusa, Brindisi o Ancona, Durazzo, Candia, Famagosta, Rodi, Cipro, Atene, Costantinopolitana, Trebisonda, Tashkent, Samarkand, Algeri, Orano, Malaga, Cagliari, Marsiglia, Southampton, Bruges, Liegi, Anversa, Casablanca, perché Mediterraneo non è soltanto mare, è acqua intera, rete di città legate una con l'altra dalla stessa marea che 6 ore cala, 6 ore cresce. Non è lo scacchiere di qualcuno, questo è un mare strada di città che si conoscono una con l'altra. Dove finisce una navigazione attacca una carovaniera. La stessa marea 6 ore cala, 6 ore scende. Arriva al molo d'ogni città, ma in questa città non si ferma sul molo, no. Continua dentro alle strade che sono canali fino alla porta di ogni casa. Tu apri una porta di casa a caso sul canale, tutte le spusse del Mediterraneo qua, ma anche i profumi. Basta una pioggia, da sotto un portone vedi uscire le foglie dei fiori e dici: ma allora era un giardino questo, senti che profumo che c'è adesso, ma questo io dove l'ho già sentito,
In Grecia? Non era in Grecia. Marocco? Ma neanche Marocco. Ah, India. India fin qua. Sarà questo che te la rende un po' più città delle altre. Baricentro. E lo sanno. I veneziani sanno di essere stati centro del mondo. E chi è umbilicus mundi sta sul culo al resto del mondo. Cavarti dal freddo, dall'umidità, dai muri bagnai, dal letto GA, portarti distante, fuori di qua, donarti una casa, la comodità. Ogni inverno una guerra, sotto la tola 1 metro di mare, te scioppa la gola, te vien da sigare. Se morta la stua, se squaggia il carbone, ti piansi, tocci, sei un'altra alluvione. In fabbrica forse invece a Parantre, ma a Marghera, forse a Milano. Porto Marghera vista dalla Giudecca pareva New York, con l'arco illuminato che fa tanto ponte di Brooklyn. Massarie, arriva i profughi. Albania, arriva i profughi. Guarda che strase che imbarca questi. Arriva a Venezia, invece amava profughi in terraferma. Quello di Venezia è il più grande spopolamento di un centro storico italiano dal dopoguerra a oggi. 10 al giorno andava via per anni. Adesso è calato, è chiaro. Va via mediamente in 4 al giorno, tra questi e questi. Dove ti va? Vado a Mestre a Torre Sigarette. Dopo smette di fumare, ma non torna mica in Rio. È caro. Ti sei di Mestre? No, sono di Venezia, di Castello, di Abragora. Stago Mestre, ma sono di Venezia. E Mestre? Go bicicletta e posto macchina. Lavoro Porto Marghera. Lavoravo. Ti sa amiga cosa sei? Marghera. Zecca luogo! È quel luogo dove il margheggiera. Ma poesia. Tanto tempo fa, pensa se cascava un pianeta in mar del lavoro, 10.000 posti di lavoro in serbatoi, tubazioni, ogni tanto una valvola che perde, esce una nuvola di gas. Bam! Ti ha visto? Mai successo? Impressionante. Cosa sappiamo? Niente. Aspettiamo che gira il vento e se salvemo. Ti ha visto quanti tumori al CVM? Impressionante. Porto Marghera aveva una classe operaia morta dai tumori. Non me ne frega niente del mito della classe operaia. Ma come lo chiami? Rischio calcolato? Uno San Marco. No, ho ridotto la carta Venezia. Muram buram muram buram muram buram muram buram muram 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 buram muram buram muram muram muram. Laguna. È passata una settimana da Venezia, dal 10 settembre all'Arsenale. Siamo agli ultimi giorni. Siamo senza acqua. Alla fine dell'estate, alla stretta finale dell'orto. Vedo la fine dell'imbuto, ma è meglio che non ci pensi troppo. Basta. Concentrati, non pensare alle ferie, non pensare alle terme. Quest'anno vado alle terme. Come ucciolini gorgheggiano e poi gli dico l'anima risiede nel cuoricino.
Oggi c'è la prova generale, sono le 3, fra 6 ore si fa lo spettacolo. Però è sempre maledettamente così che le ultime ore, quando la temperatura è andata a 1000, quando in realtà dovresti occuparti di altre cose, scappano fuori le idee prigioniere che tu avevi covato per mesi senza trovarle, e in quei momenti lì non hai più tempo di utilizzarle, ma bisogna registrarle tutte, perché un momento di temperatura così non lo puoi ricostruire artificiosamente, devi usarlo quando c'è. È così che normalmente vengono tutte le idee buone per gli spettacoli che devi fare dopo. Sarebbe, vedi, interrompere anche così, guarda. Poi qui delle campane, le campane qua del... No, No, di Vicenza. Ah, Vicenza, scusa. Vicenza, 4 Vicenza, riff, che sì. sono 2 in realtà. Sì, mi faccio sempre la solita Sì, roba. sì. Uno. Ah, sì, due in tutto, sì, due in tutto. L'Olimpico è un palcoscenico difficile da usare. Come siamo piccoli davanti alla scena di Palladio. E poi è difficile equalizzare il suono tra voce e musica. Il pubblico di lato sente male. Intanto si cambia. Si spostano le scene da un punto all'altro del copione e si taglia. L'ultimo giorno si taglia. Forse per l'ultima replica, il 21 settembre, saremo a posto. Però intanto il pubblico sarà stato usato per imparare. Ma per me il bello del teatro è che ogni sera è una storia a sé. Va bene, questo è appena primavera. Con che il mondo se ne appoggia del ricco paltano. L'omenetto sotto di baluni e fa un finto ne fischio o trincao e di noi me mi viene decorsa dalla zona delle balette de marmo e le piraterie se primavera che il mondo se ne maraviglia de poce e quel palenco del vecchio di baluni e il fischia un fimpolo de fischio da oltre il cavo e la rina e la isetta dei birmanti ballando da scalone salta la corda e se primavera e il sotto di baluni col piede cabra il fischia la oltre in cavo un fimpolo de fischio. Una volta si mangiava dentro e si cagava fuori. Adesso si caga dentro e appena si può si mangia fuori. Non ho mai trovato una definizione più folgorante della modernità. Di colpo vediamo avanzare una strana processione. Ma cosa c'è? La Madonna Pellegrina, no? Dentro una gran nuvola di bianca e una colonna polverosa di autocamion bici. Cicloturisti depilati, coperti di reclame, coi nomi dei tir, coi nomi della segnaletica agli incroci.
Sai quella dove al posto dei paesi trovi i nomi delle ditte? Ma dove siamo qua? Ma di chi si tutti? Ho capito, ma dove siamo qua? Ma di chi si tutti? C'è un'idea di territorio ancora nostalgica nei nomi, tipo Tecno Veneto, Vicenza Sporghi. Gli autisti in coro cantano quando saremo fora dalla pedemontagna e sognano l'autostrada promessa. Sulla nostra strada bianca dell'orto è come una lauda pervasa di camion, pervasa da un vivo sentimento di umana industriosità ingolfata in tangenziale. Vediamo sfilare l'intero fatturabile umano sulle ruote. Li guardo passare e li leggo bestemmio. Diodelta Arredamenti, Diodato, Portastampi, Telomelo, Lucatello, Teleale, Foratidio, Bisson, Auto, Atapananda, Luca, Panda, il mare del salotto, Dio Desio europeo, Dio la Cantinassa, Telomelo, Lucatello, Teleale, Foratidio, un trasporto speciale del cavalier Nicovelo, un timpano corinzio su 40 ruote colorato di blu. Serve un camion a rimorchio di olivi centenari di Sicilia, pensionati al sud, riciclati al nord, nel prêt-à-porter dei vivaisti, che ridisegna il paesaggio senza raisi e senza rami. Questi olivi di Telomelo, Lucatello, Teleale, Foratidio. Ecco un camion di gabbie di galline giganti, no? Sono struzzi usati nell'industria edilizia. Con l'oselletto mettevi il sale sulla coda, con lo struzzo metti la calce, viva. Lo struzzo caccia la testa sottoterra, pietrifica e diventa calcestruzzo. Calcestruzzo! Calcestruzzo per fare gli svincoli! Che bella parola, svincolo! Da mettere nel libro della maestra Prospera. Quando saremo fora dalla pedemontagna, avanti col Cristo che la processione si ingruma, Dio Sicurex, Isolix, Euromax, Isotex, Plastotex, Lombrix. Lombrix è un camion di lombrichi californiani. Te li ricordi? Quando davano un rendimento più alto dei bot? Crollato il fatturato, sono crollati i lombrichi, non li vuole più nessuno, mi guarda l'autista, via di qua. Questo radicchio non si tocca, avanti. Dio Soga Arredamenti, Poliplast, Telomelo, Lucatello, Teleale, Forati, Bibitrans, Italbas, Dentalar, Dio Elio del Pozzo Stereo, Dio Ovvio per la casa, Careghette donne, che porta le madonne, che porta gli angioliti, schitti, tutto quello che avreste sempre voluto comprare, non avete mai osato chiedere, è qui, ma dove? A Vicenza. Ma perché sulla strada dell'Orto? Tin, ton, le campane di Masone, lei suonava tanto forte. Sulla statale a fianco dell'orto, sotto un peraro che fa bei piri, in agguato che si ispiri. Lei suonava tanto forte, le buttava sulle porte. 300 metri prima sulla statale, qualcuno ha messo un cartello per terra, triangolare, 8 ispiri, deviazione per Vicenza. Passa 3 pullman di pellegrini per Lourdes, dirottati da una banda di frati incappucciati alla grotta della Madonna di Chiampo. Che miracolo! È uguale a quella di Lourdes, si risparmia anche un po' di chilometri. Dio RP, Dio SG, Dio Artignan, Dio Euro 2, mi sono fatturato tutto da me. Dio Nordica ed il Flor, Color Service, Diacar, Dio Libreria Demetra.
state su una canetta. Questo radicchio non si tocca, perché là basilico in fiore, un tripudio di api finlandesi, là un'insalata riccia andata in semenza, il prezzemolo bello verde, poi una di radicchio da far cotto, una di coste, 3 valede di cicoria, piene d'erbe matte, là le carote, una spana da una testa all'altra che viene fuori, le rave. E anche voi esigenti, se passando sul ponte translagunare, se alzandovi in volo, vedete giù sulla vostra carta della laguna un che va avanti girando, per adesso, quello sono io. E io qua sono Rivà. Qua mi fermo. Anche perché non ho mai pensato nella vita che per procedere bisogna necessariamente andare in linea retta. Questo radicchio non si tocca. Era qui il cartello. Questo è l'orto di Ferragosto, dove ho scritto una scena. Ma perché ho fatto l'orto? È un regalo l'orto. Tu lo fai perché ti piace, non perché qualcuno ti dice di farlo, non c'è storia se no. E quando l'hai fatto l'orto te ne fa e te ne dà di più di quella che ti serve, per cui sei costretto a darle a qualcuno, a regalarle. E in fondo questo è il senso del lavoro di questo spettacolo. Non è uno spettacolo pronto, bello fatto e finito questo. Non andrà in giro così com'è. È come un'altra parte, un'altra aiuola, un'altra vaneda, vanesa o gombina, come diciamo noi, coltivata di una geografia più grande, che è questa terra. L'orto è dove vivo io. Non c'è un altro modo per chiamarlo. È un orto coltivato, l'ho detto, a villette, strade, capannoni, campi spelacchiati, di cui prendersi cura. Puoi chiamarla patria? Che cos'è la patria al di là della bandiera spelacchiata? Questo, forse. Qualcosa di cui prendersi cura. E come lo fai? Con che lingua? Con che parole? Se non le hai le parole. Io le vado a cercare, per esempio, in Meneghello. In altre occasioni le ho cercate in altri autori, in Zanzotto, in poeti di questa terra. Perché il dialetto? Perché le parole del dialetto sono incavicchiate alla realtà, alla terra, hanno la sostanza. Retorica? No, balle. Guarda, le formiche rosse stanno uscendo. Quando ho preso la terra escono le formiche rosse. Vuoi vedere? C'è un formicaio. È pieno di uova, vedi? Formiche, formiche, formiche.
C'è un allarme, in pochi secondi sarà tutto pieno. Un salto di scala. Un ciclopico spuacio. Te lo immagini che cos'è? Un ciclopico spuacio di origine iperuranea che ci avvolge tutti quanti nella sua bava improvvisamente, noi con le nostre faccende. Questo è l'orto, un salto di scala, passare dal piccolo al grande, provare a trovare una lingua in autori come Meneghello, l'ho detto, come questi, per parlare di queste cose. Dice che mi ripeto, mi dicono. Sì, io continuerò a ripetermi perché non mi sembra che ci sia un altro modo per andare a scavare, a imparare una lingua, che non può essere quella che ho imparato a scuola o semplicemente il ricordo di qualcosa che ho dentro. Me la devo costruire, io ho bisogno di questo. Vedevi anche le formiche? Le formiche non lo so, sai.